Amici bellini, ieri abbiamo parlato nella live del mercato, Vabbè. Ok, cominciamo. Si rompe tutto. Benvenuto Giancarlo Lago e tutti i nuovi iscritti, benvenuti a tutti i nuovi abbonati. Ieri c'è stato un exploit e ci siamo molto divertiti. Lasciate un like se vi pare, e se volete provare lo sfizio di stare nel gruppo Telegram degli abbonati, ci divertiamo tantissimo. Le notizie arrivano in anticipo perché abbiamo gli insider nostri. Fate un tentativo per un mese e poi se non vi piace ve ne andate. Guarda, €1, €2. Maglie, Osimhen, Gyökeres, il mercato e tutta una serie di cose. Però se si parla di maglie, sentite qua, devo togliere uno sfizio. Guarda, datemi un attimo, 2 minuti proprio per uno sfizio. Non è la maglia del Napoli, perché non la spedizione, vuol dire, la compro a Napoli, però questa è una cosa mia che non riguarda, questo è un off topic. Questa è la mia band, Paris New York. Mi sono permesso su Instagram di lanciare il link se qualcuno vuole seguire, perché abbiamo 0 followers, però ci stiamo muovendo molto bene. È bellissima. Andando avanti, sulla scia di quello che è il nuovo slogan introdotto da Conte e poi aggiustato, se vogliamo, per i puristi della lingua napoletana da Angelo Forgione, mi sono permesso di prendere, giustamente amma faticà, però in teoria si scrive così, ammo a fatica, perché è così che si scrive, con tutta la spiegazione che abbiamo fatto vedere su Twix. E poi nella semplicità, perché bisogna essere semplici, crescere è l'unica cosa che conta, ma con semplicità. E mi piace tutto il lavoro grafico che sta facendo il Napoli, e qua ci ricolleghiamo anche alla Coca-Cola, rosso ma in bianco, ma tutto bene. Ho fatto la nuova è azzurro fluido, se siamo, insomma, lo sappiamo noi, ma in realtà è il Vesuvio, è bellissimo, è un Vesuvio neon, quindi si può mettere anche senza per forza dover dire vabbè questo è azzurro fluido, è comunque identitaria, è molto bella, e le trovate sul fluido.net. Ho messo anche il tacchino nuovo che me l'avevano chiesto, vedete voi tranquillamente. È 1 e 2 e 3. Ma fatica. Dobbiamo lavorare. Potevo mettere la cosa pure qua, ma magari ci penso. Scrivetemi nei commenti se il logino così stilizzato sta meglio qua. Forse a livello di YouTube era meglio qua, ma uno deve fare dei tentativi, e dei tentativi il Napoli deve fare sul mercato per rinforzare la squadra e per mantenere un certo equilibrio. La foto che mi porta, probabilmente, che ho messo anche in copertina, è questa qui di Osi, che vediamo qua, i primi solfeggi, insomma, come diceva Peppino, mi sono messo ai primi solfeggi, ma non mi giustamente sullo sfondo vediamo Ostigard, quello penso sia il buon Nikita Contini, potrebbe essere, e già vediamo altri 2 dettagli delle maglie di allenamento che poi il Napoli ha messo già in vendita sul sito. E qua vediamo la Coca-Cola in rosso, che su uno sfondo grigio ci sta anche bene. Non mettiamo la Coca-Cola in rosso su una maglia azzurra, non mettiamo la Coca-Cola in rosso su nessun'altra maglia, ma sul grigio negli accordi commerciali. Ci sta bene come immagine, come tutto, perché ovviamente la Coca-Cola, se tu pensi Coca-Cola pensi rosso, e va bene così. Oltretutto vedete la maglia in rosso, dove giustamente la Coca-Cola è in bianco, e questo ci porta a vedere le ultime novità. Vediamo noi la spedizione gratuita in Italia per il tuo primo ordine, importo minimo €50. Tra l'altro mi facevano notare anche ieri in live. Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Che giustamente l'ha smanicata costando 49, però spedizione, parliamo in Italia. Quindi lo smanicato, quella là blu che abbiamo visto, la nuova maglia allenamento silver, così, e poi vediamo anche quella là tutta in rosso, Coca-Cola, che è tutto molto logico, è tutto molto gradevole all'occhio. E quindi fatemi sapere voi su quale
siete più indirizzati, perché sono tanti soldi, diventiamo poveri, però l'entusiasmo ci porterà a fare qualche sacrificio, perché questa roba è bella da indossare onestamente. Tutti proud to be Napoli, ma la foto che ci fa vedere tutte queste notizie grafiche, curiosità a livello di colori e di abbinamento di colori, ci fa vedere anche Osimhen che giustamente risponde alla convocazione e arriva insieme agli altri a Castelvolturno e poi si preparano per andare a Di Maro. Dobbiamo ragionare sul fatto che qualcuno pensa no, ma lo vendono prima, quello è già venduto, quello è già fatto. Non è proprio così. Evidentemente la clausola è alta, spaventa anche i grandi club, e se ragioniamo sull'Inghilterra, loro sappiamo che fanno delle spese pazze, ma ultimamente un po' meno, sono un po' più accorti. E poi tra gli altri club che se lo possono permettere pensiamo sempre al PSG. Il PSG che però ha 2 punte, togliendosi Mbappé. Ecco perché esce la notizia di Kvara che avrebbe più senso, se ha intenzione di mettere un esterno che poi si accentra. Kvara avrebbe più senso anche per una serie di altri motivi: è più giovane, guadagna già di meno, ha più margini di miglioramento. Osimhen sai quello che ti vai a prendere, sai che probabilmente l'esploit l'ha già fatto, sai che continuerà a far gol perché continuerà a farlo, e sai anche che si porta dietro delle problematiche di carattere, oltre a quelle di propensione ad infortuni che spesso succede. E quindi prima di fare la spesa importante i club ci pensano. Lui non credo che voglia andare in Arabia ancora, e quindi bisogna capire chi avrà intenzione di fare così, chi potrebbe anche chiedere al Napoli, va, se togli questa clausola e se andiamo a trattare, perché il Napoli può trattare, non è che lo deve per forza vendere così. A ogni video finale vi dico, vanno bene anche 50, vanno bene anche 45. Non vorrei arrivare a 25 perché poi sarebbe un illogico vendere Osimhen a 25 euro, però sappiamo che avendo questo grande ingaggio che poi all'ordo quasi raddoppia, e il disequilibrio, perché tu te lo puoi anche permettere come casse societarie di pagare una stella più degli altri, però si crea un disequilibrio troppo esagerato tra quello che poi prende Kvara, che prendono i vari Ngonghe, che prendono gli altri giocatori. Di conseguenza il Napoli deve provare a piazzarlo. Non so, io penso che Osimhen, se non riuscisse a piazzarsi in una squadra dei suoi sogni, il suo sogno è la Premier League. Lui ha mai detto io voglio andare in una squadra specifica, lui ha sempre parlato di Premier League, l'ha detto apertamente. Chelsea, ci sono delle foto sue da bambino con la maglia del Chelsea, si parlava anche di Manchester United, ma il Manchester United oltre a Højlund stanno per chiudere Zirkzee, e quindi quando chiude Zirkzee tu pensi allora pigliamoci noi Højlund, sarebbe fantastico. Ma sono squadre che ci pensano anche, vogliono anche avere più opzioni e non puntare solamente su un solo nome di grida, e quindi è molto difficile. Si è parlato tanto anche di Arsenal, secondo me una destinazione gradita al ragazzo, ma dobbiamo vedere. E se è vero che il Napoli può permettersi di iniziare a fare mercato anche senza questa cessione, e questo è evidente perché ci siamo mossi per Buongiorno, per Marin, per Spinazzola a parametro zero, capiamo ancora la situazione di Hermoso che non è chiarissima, però stiamo piazzando dei colpi per sistemare la difesa. Adesso ci potrebbe essere un rallentamento delle operazioni perché il Napoli deve sfoltire. La punta non arriva se non piazzi Osimhen, questo è da tenere presente. Se adesso si parla di Gyökeres, è chiaro che il Napoli deve fare dei sondaggi, deve essere già pronto nel momento in cui magari la devi fare anche prima di averlo ceduto, ma sono momenti in cui tu prepari tutte le cose e poi quando si sbloccano burocraticamente anche certe cose, ti entrano dei soldi, li rimetti subito in circolo. E quindi quando si parla di Gyökeres non è male, è un giocatore che accende la fantasia tra tutti quelli che si è detto, molto meglio di Dovbyk, forse meglio anche di Jimenez, meglio di tanti altri, forse anche di Sesko, che forte in potenziale, può diventare grandioso, ma quel gol che si è mangiato nell'Europeo, forse qualche dubbio l'ha fatto venire. Gyökeres è proprio un grande profilo e ci piacerebbe tantissimo, però io credo che in questo momento possiamo aspettarci una frenata, un rallentamento. Sappiamo di Buongiorno che farà poche vacanze perché vuole venirsi ad allenare subito, sappiamo che Spinazzola è anche pronto
aspettiamo ufficialità per Rafa Marin e le altre cose, però poi non possiamo essere in troppo, quindi ci sarà un momento in cui il Napoli farà una frenata negli acquisti probabilmente e si dovrà cedere e piazzare, perché poi va in surplus e nel surplus ovviamente, non avendo neanche le coppe, va in difficoltà anche per una questione di gestione. Le liste va bene, però poi dopo quanti stipendi devi pagare di gente che magari non rientra nel progetto, e quindi questa è la situazione del mercato del Napoli al momento. E mi ero divertito a fare questa cosa, perché poi ieri dovevamo farlo ma non l'abbiamo più fatto graficamente, a mettere in campo i giocatori del Napoli dell'anno prossimo ad oggi. Quindi ad oggi noi pensiamo a Meret con Caprile subito dopo. Ho sbagliato, era questa che vi volevo far vedere, perché ho messo anche i panchinari. Meret, Caprile, Rachmani, Ostigard in questo momento, ma sappiamo che vuole andare. Buongiorno Rafa Marin, che però sappiamo Rafa Marin può fare anche il braccetto. Mettiamo in questo momento Olivera, braccetto di sinistra. E io metto Juan Jesus. Lo so che vi fa arrabbiare Juan Jesus ancora in campo, o meglio in panchina non vi deve far arrabbiare, però io perché? Perché vorrei vedere Nathan in prestito in una squadra dove gioca con continuità, e quindi mettiamo in questo momento Juan Jesus a centrocampo. In questo momento confermiamo Di Lorenzo con Mazzocchi sua riserva, Anghissà Foloruscio, Lobotka, Caiuste che si è tagliato i capelli, Pinazzola con in questo momento Zerbin sua riserva se Olivera viene considerato braccetto titolare, altrimenti si devono giocare il posto. E in attacco in questo momento io li schiero così, con Gonghe, Osimhen, Kvara, perché ancora Osimhen è così, Raspadori, che ricordiamo che questo deve essere 2-1 finale, quindi un po' più accentrati, Raspadori più vicino alla punta, o Lindstrom nel suo ruolo naturale al posto di Kvara. E in questo momento ho messo Khedira e non Simeone, perché penso che Khedira potrebbe piacere a Conte e che Simeone potrebbe avere più mercato. Quindi è un mix di quello che effettivamente è così, più qualche speranza mia. Cioè vedete, non ho messo Politano, mi piacerebbe monetizzare per Politano in modo tale da puntare su un Gong e avere Raspadori che possa avere un pochino più di spazio, che l'investimento, la botta è un po' forte, l'investimento è stato fatto. Ho ipotizzato il prestito di Nathan, ho ipotizzato la cessione di Mario Rui, cessione per Simeone, cessione per Zanoli che praticamente è fatta per il Genoa. In questo momento anche cessione di Gaetano e di Dasiak, in modo tale che se avanza qualcosa di soldi, un centrocampista di grande livello, di qualità, io lo porterei comunque a casa. Sarà una delle ultime operazioni perché abbiamo delle cose più urgenti da fare, però questo è l'impianto che in questo momento vediamo del Napoli. Non è male, non ci porta a urlare che dobbiamo per forza vincere lo scudetto, perché non è nostro compito quest'anno. Questa è pressione che si devono prendere le altre squadre, e non ci fate ridere giornalisti che ci vogliono mettere i bastoni tra le ruote, che poi al primo pareggio hai visto? No, vi dovete ammafaticare e ci dovete lasciare lavorare, e quindi state calmi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, credo. Magari non era tutto, perché se questa è devo controllare se questa è una dichiarazione, perché sarebbe bello restare. C'è un grande allenatore, un nuovo progetto per ripartire. A chi l'hai detto? Sky Sport 24, avete aperto le interviste, che sta succedendo? Quindi dobbiamo capire che cosa succede, ragazzi, perché che fai, ti abbassi lo stipendio, oppure accetti, oppure alziamo tutti gli stipendi e Conte dice oh, fammi faticare, vediamo di accontentarli sti ragazzi, perché ma se poi non siete contenti si mettono vicino a Conte, vicino alla panchina, e lavorano sulle tattiche. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ve l'ho detto, vi ringrazio, vi abbraccio, vi bacio, lasciate i like e fate le cose belline vostre, perché noi facciamo le nostre.